Giovanni, Cosa? hanno tolto Ragazzo Invisibile dai cataloghi E allora? e non riesco più a trovarlo da nessuna parte. Boh, sinceramente non mi sembra tutta questa gran tragedia. Credo di non essermi mai sentito in quel modo, un misto di tristezza e rabbia. Non sentivo più la terra sotto i piedi. Ho sempre saputo che Il Ragazzo Invisibile non fosse un cult, ma è il mio film preferito ed ero convinto che sarebbe rimasto sempre a mia disposizione. On demand, come si dice. Ho capito che mi sbagliavo. Procedevo a tentoni. Mi piacciono i film, ma non ho mai avuto la fissa per le edizioni fisiche e sinceramente non credo nemmeno di averne mai acquistata una. La mia ricerca aveva portato solo a buchi nell'acqua. Ero confuso. Non ricordavo perché Il Ragazzo Invisibile fosse il mio film preferito. Per la musica, oppure i personaggi, la storia. Non me ne capacitavo. Finché mi trovai davanti al visionario. Ehi, cerchi qualcosa in particolare? Ti posso aiutare? No, grazie. Sicuro? Se mi dai un titolo posso dirti se ce l'abbiamo. Sto cercando Il Ragazzo Invisibile, che è un film del 2014. Ce l'avete? Mai sentito, scusami. Allora a quanto pare nessuno ce l'ha questo film, a nessuno interessa. Beh, se per te è importante ci sarà un motivo. Continua a cercare, da qualche parte lo troverai. Come una scintilla, finalmente ho trovato il pezzo mancante. Giorgio. Il film era andato a vederlo con lui. Andavamo sempre al cinema. Era la nostra cosa. Ci intendevamo io e lui, e gli altri non avrebbero potuto capire. Questa è la scintilla che c'era nei nostri sguardi e sorrisi. Ha un retrogusto amaro, una proiezione di un tempo che non è più. I luoghi e le stesse strade che percorrevamo, la scuola, la passione per i film, l'età. Passavamo quasi tutto il nostro tempo assieme. Sapevo che lui ci sarebbe stato, sempre. Anche in questo mi sbagliavo. Lui era il mio migliore amico. Che cosa è cambiato? Forse perché l'ho trascurato. Da solo non sono più andato al cinema. Non era lo stesso. Forse anche lui non ci è mai più tornato.